Distrutta da un violento incendio la storica ferramenta Goi di Fagagna, la colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. I titolari perso quanto costruito in 36 anni, ma già si pensa a come ripartire. È stato portato in salvo questa mattina lo speleologo 22 anni di Roveredo in Piano, rimasto ferito ieri in una spedizione con il padre e il fratello, ha trascorso la notte in grotta con i soccorritori. Importante l'adesione degli ultra sessantenni che da oggi potranno prenotarsi per il vaccino scegliendo Pfizer e Moderna. Sono 86.000 in regione quelli che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Federica scende al terzo posto ma rimane sul podio dei governatori più apprezzati d'Italia. Tra i sindaci quello di Gorizia Ziberna è ottavo, il primo cittadino di Udine scivola alla 90ª posizione. Passo olimpico confermato per Alexandra Giurgiu-Culese, la ginnasta ha battuto la concorrenza della sedicenne Raffaeli che l'aveva insidiata dopo il Covid, sarà a Tokyo anche con la Navarria. Buonasera, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Un violento incendio è divampato questa mattina e ha distrutto la storica ferramenta Goi di Fagagna. Una colonna di fumo si è elevata visibile a chilometri di distanza. Lo stabile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Udine. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per la messa in sicurezza. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza che sono scampate alle fiamme, immagini che potrebbero dare indicazioni sulle cause che hanno dato origine a questo incendio. Un violento incendio ha distrutto completamente la ferramenta Goi a Fagagna. I danni sono in corso di quantificazione ma il punto vendita è irrecuperabile. Le fiamme si sono levate intorno alle 9:30 ma ci vorrà anche la giornata di domani per la messa in sicurezza e lo smassamento del materiale combusto. L'alta colonna di fumo nero prodotta dall'incendio è stata visibile a lungo per decine e decine di chilometri. Si è sviluppato alle 9:30 un incendio all'interno della ferramenta. Materiali altamente combustibili, infiammabili, parte deposito con pellet, nella ferramenta vernici e materiali di tutti i tipi. Quindi fiamme, carico di incendio elevato, fiamme che si sono sviluppate velocemente e che hanno originato la distruzione che vedete. Ha tenuto solo la parte degli uffici in muratura. Sono 9 squadre, quindi una quarantina di persone da tutta la provincia e anche da Spilimbergo e quindi da Pordenone. Abbiamo attivato ARPA per il monitoraggio ambientale, però viste le condizioni meteo di alta pressione la nuvola si alzava e si disperdeva in quota, quindi un effetto limitato da un punto di vista ambientale. Sindaco e vice sindaco di Fagagna sono accorsi sul posto per essere vicini ai titolari di quello che è un punto vendita storico gestito a livello familiare. Si pensa già a come ripartire. Insieme a suo marito lei è titolare di questa storica ferramenta di Fagagna, in un attimo distrutto una vita di lavoro. Esatto, in un attimo viene gestita, spero ancora, da mio marito, da io e dai 2 figli. Sì, dunque a conduzione familiare che eravamo qui, erano 16 anni, però noi avevamo la ferramenta a Fagagna 20 anni prima, dunque sono 36 anni che lavoriamo nell'ambito. E adesso è andata. Oggi era chiuso, Quindi... chiuso, sì. Mio marito era stato per 2 volte la mattina, non ha visto, non c'era niente e poi è partito tutto in un attimo. È un'azienda del nostro paese, proprio una famiglia che dedica il suo tempo a questo lavoro qua con passione, competenza e che ha un legame fortissimo con il nostro paese. È una cosa molto, molto brutta proprio e questo capannone così distrutto ci fa male al cuore proprio. Da oltre 15 anni aveva appunto insediato in questo luogo, lavorava benissimo non solo per Fagagna ma per tutti anche i comuni della zona, era un punto di riferimento per gli articoli che aveva ma anche per la competenza e l'affabilità dei gestori.
C'è stato un intervento di ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, a verificare se ci fossero danni appunto ambientali, cosa che è stata esclusa perché le misure eseguite con il contaparticelle hanno confermato basse ricadute al suolo. A renderlo noto è stato l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro. Ma questa alta colonna di fumo ha allarmato decine e decine di cittadini di tutto il Friuli, e sono tantissimi filmati e le fotografie che sono stati realizzati anche da decine di chilometri di distanza e che sono stati inviati alla nostra redazione. Vediamo. Il violento incendio che ha colpito la ferramenta Goi di Fagagna è stato documentato da molti cittadini che questa mattina hanno notato un'alta colonna di fumo nero alzatasi in cielo per circa 30 minuti. Molti nostri telespettatori ci hanno inviato foto e video del rogo in atto. Un video in particolare, realizzato da un residente di Fagagna, è stato condiviso da migliaia di utenti su Telegram e WhatsApp e mostra le alte lingue di fuoco alzarsi dal punto vendita. Tra le immagini più impressionanti, quelle immortalate da chilometri di distanza, che mostrano una densa nube di fumo elevarsi in aria, visibile dalla pianura fino alla montagna. Qui una fotografia scattata a San Rocco di Forgare nel Friuli da Michele Gasparotto. In questo altro scatto, la colonna di fumo vista dal monte San Simeone, sopra Venzone, fotografata da Emiliano Pagano. Ma l'enorme fumata nera è stata segnalata anche dal Monte Cumieli, sopra Ospedaletto di Gemona, così come era visibile anche dalla sede di Telefriuli a Tavagnacco, oltre al centro commerciale Friuli. La vicenda dello speleologo 22enne di Roveredo in Piano, che era rimasto bloccato in una grotta nel gruppo del Duranno, è stato portato in salvo questa mattina dopo aver trascorso la notte in grotta con i soccorritori. Si è conclusa con un lieto fine la brutta avventura di uno speleologo di Roveredo in Piano, 22enne, rimasto ferito a Cimolais nella grotta Buca Mongana a 2000 metri di quota e a meno 20 di profondità, poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima Preti, dove stava eseguendo un'attività di esplorazione con il padre e il fratello. Il giovane è stato portato in salvo questa mattina attorno alle 6 dall'elisoccorso regionale. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, subito si erano attivati i soccorsi con l'elicottero della Protezione Civile, il soccorso speleologico di Veneto e Friuli e i vigili del fuoco di Maniago, supportati dalla squadra speleo-alpino fluviale di Pordenone. A quota 700 metri era stato allestito un campo base. Il ferito già domenica è stato raggiunto nella grotta dal medico speleologo, prima che le condizioni meteo rallentassero le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte. Il giovane si trovava in un punto critico della grotta, formata da più pozzi, ed è servito l'intervento dei disostruttori per riuscire a raggiungerlo. Si è poi deciso, con la valutazione dei medici, di portarlo fuori senza barella, appeso al pannolone. All'1:40 era fuori dalla strettoia, dal momento che presentava solamente un braccio rotto e ferite al volto, senza danni o lesioni a schiena e arti inferiori che richiedessero necessariamente la barella spinale. Con lui è rimasto il padre, mentre l'altro compagno di spedizione, il fratello, è uscito dalla grotta ed è stato portato a valle. Nella mattinata di oggi è stato completato il recupero e il giovane affidato alle cure dei sanitari. In tutto hanno preso parte una quarantina di tecnici del soccorso alpino, tra cui diversi provenienti anche da altre regioni come Lombardia, Trentino, Umbria e Lazio, non tutti però impiegati nelle operazioni che fortunatamente hanno avuto esito positivo. E una famiglia con 2 figli adolescenti di 16 e 13 anni ha chiesto aiuto nel pomeriggio dicendo di aver smarrito il sentiero che dal bivacco Stuparic scende verso Malga Saisra nelle Alpi Giulie, nel catena dello Iov di Montasio, di trovarsi in difficoltà in prossimità del ciglio di uno strapiombo. Hanno detto ai soccorritori di star bene, ma erano molto spaventati. Dai soccorsi è arrivata l'informazione di rimanere lì, appunto, ad attenderli. È stata allargata la platea per i vaccini Pfizer e Moderna, estesa anche agli over 60 per cercare di convincere anche i più timorosi, ed è stata subito alta l'adesione. L'obiettivo è proseguire in maniera massiccia la campagna vaccinale anche per riuscire ad arginare il virus, il SARS-CoV-2, che continua a crescere e rispetto all'estate dello scorso anno ha visto un aumento del contagio, complice anche il numero più alto di tamponi. La regione FVG è tra le poche ad aver esteso la possibilità agli over 60 di effettuare la profilassi con Moderna e Pfizer, e non solo, con il tanto discusso AstraZeneca. Se il nostro obiettivo è il 75% della popolazione, noi dobbiamo arrivare a 900.000, siamo a 705.000 e gli over 60 che non si sono ancora vaccinati sono 86.000. Secondo me noi abbiamo tre categorie, cioè abbiamo le persone che si sono vaccinate, abbiamo le persone che sono convinte di non vaccinarsi
e abbiamo le persone che anche per quello che abbiamo vissuto ovviamente hanno una diffidenza e una preoccupazione nel vaccinarsi o meno. Secondo me questo è un po' anche aiutato dall'andamento del contagio che vediamo continuare a scendere, anche se non in maniera vertiginosa. Comunque il contagio cala lentamente, ma per una serie di ragioni, tra queste anche una capacità di sorveglianza sanitaria importante. Facciamo molti più tamponi, siamo una regione che continua a fare una sorveglianza importante. È evidente che però se lo parametriamo a quello che è stato il contagio del giugno scorso, noi siamo a valori che superano le 10 volte il contagio, e io temo che una delle ragioni per cui le persone che sono ancora incerte nella vaccinazione, guardando un contagio di questo tipo, dicono vabbè, insomma, l'abbiamo superata, non è così. Quindi io insisto nel raccomandare alle persone: andate dal vostro professionista di fiducia, vediamo un po' meno dibattiti televisivi, maneggiamo un po' meno i social network, fidiamoci dei professionisti ai quali ogni volta che abbiamo qualche problema ci rivolgiamo. La possibilità per gli ultrasessantenni di essere vaccinati anche con Pfizer e Moderna incrementerà il numero di prenotazioni nelle farmacie della regione. Spesso hanno assistito a rinunce ad appuntamenti vaccinali a causa dei dubbi su AstraZeneca, e Federfarma è pronta a somministrare il vaccino direttamente in farmacia. Le farmacie della regione si attendono un incremento di prenotazioni di appuntamenti vaccinali dopo il via libera all'utilizzo di Pfizer e Moderna agli ultrasessantenni. L'apertura, la possibilità di poter fare i vaccini a mRNA sicuramente aiuterà anche le persone più scettiche o che avevano paura evidentemente di questi vaccini e dei loro effetti collaterali. Molte persone, secondo lei, hanno rinunciato a vaccinarsi proprio per questa paura che venisse somministrato loro un tipo di vaccino piuttosto che un altro? Sì, il vaccino è un farmaco, quindi è giusto avere un'attenzione e quindi un po' di paura è più che giustificata, e per cui proprio di fronte a questa offerta, a questa possibilità, alcune persone hanno rifiutato la vaccinazione. I farmacisti sono pronti a somministrare direttamente i vaccini. Le farmacie si sono preparate a sostenere attivamente, quindi a effettuare le vaccinazioni presso le farmacie con il farmacista come vaccinatore. Questa è un'operazione importante, è la prima volta in Italia che questa attività verrà svolta nelle farmacie. Federfarma ha tra l'altro messo a punto una sua piattaforma informatica per accelerare i tempi per ottenere il Green Pass. Permette di effettuare il test e di avere praticamente in tempo reale la trasmissione dei dati. Entro 15 minuti abbiamo effettuato il test venerdì scorso, l'utente riceve il messaggio da cui si può scaricare il suo passaporto verde, il suo Green Pass. Ha riaperto oggi la terapia intensiva Covid all'ospedale di Udine. Al Santa Maria della Misericordia è stato infatti ricoverato un uomo residente in Friuli Venezia Giulia di 60 anni, risultato positivo al virus in Medio Oriente, che versa in gravi condizioni. L'uomo, che lavora in Asia per un'azienda italiana, è risultato positivo al tampone il 20 giugno scorso e ricoverato nel paese estero, da cui si è reso necessario un rimpatrio con volo sanitario e il successivo ricovero a Udine. Per quanto riguarda i tamponi positivi di oggi, sono stati 2 su 855 tamponi molecolari effettuati, nessun caso rilevato su 368 test rapidi antigenici, non si registrano decessi, i pazienti in altri reparti sono 6, le persone in isolamento scendono a 179. Nella classifica di gradimento dei presidenti di regione perde una posizione il governatore delle Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, scalzato da Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, ma resta comunque sul podio tra i presidenti appunto più graditi d'Italia. Per quanto riguarda i sindaci, ottavo a livello nazionale è il primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e invece precipita in 90ª posizione per Udine Fontanini.
Bonaccini scalza dal secondo posto della classifica dei governatori con maggiore gradimento in Italia Massimiliano Fedriga, che scende al terzo posto, pari merito con il presidente della Campania Vincenzo De Luca. La rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, pubblicata oggi sul quotidiano, vede in testa la classifica dei presidenti di regione Luca Zaia, alla guida del Veneto da 11 anni, con il 74% dei consensi, in crescita. Zaia e Fedriga, entrambi esponenti della Lega, l'anno scorso occupavano primo e secondo posto della classifica. A spezzare il monocolore del podio è Bonaccini con il 60% del gradimento. Fedriga e De Luca sono al 59%. Rispetto al 2020, nella Governance Poll 2021, il consenso per Fedriga diminuisce dello 0,8%, passando da 59,8 al 59%. Confrontando il dato attuale con quello del giorno delle elezioni del 2018, il presidente del Friuli Venezia Giulia guadagna invece un più 1,9%. La classifica del Sole 24 Ore dà il voto anche ai sindaci dei comuni capoluogo. Tra i più graditi troviamo il primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che occupa, come lo scorso anno, l'8° posto con il 59% del gradimento. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, è al 17° posto con il 57,5% delle preferenze. In 66esima posizione troviamo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, con il 52% dei consensi. In fondo alla classifica, infine, troviamo il primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini, che dal 73° posto del 2020 scivola al 90° con il 48% del gradimento. All'elezione del 2018 aveva ottenuto il 50,4%. E a proposito di Fontanini, lo scivolamento in 90esima posizione è effetto della raccolta porta a porta dei rifiuti, ma il primo cittadino di Udine non demorde, ribadisce la sua disponibilità a una seconda candidatura. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini non pare preoccupato dallo scivolone in classifica e dal fatto di essersi qualificato all'ultimo posto fra i sindaci della regione. Dopo essere stato eletto avevo perso lo 0,2%, 16 mesi fa ero risalito, commenta Fontanini, dichiarandosi fiducioso di guadagnare posizioni il prossimo anno. Evidentemente alcune scelte dell'amministrazione non sono molto popolari e non sono state ben digerite dai cittadini, come la raccolta porta a porta. Si tratta di provvedimenti che hanno contenuti molto forti che comportano il miglioramento della qualità dell'ambiente. Con queste azioni, sottolinea ancora Fontanini, siamo in linea con le iniziative che le città virtuose devono adottare per essere sempre più vivibili. Tra l'altro la situazione generale a Udine continua, non è poi così disastrosa, visto che siamo ai primi posti nella classifica per servizi ai bambini da 0 a 10 anni. Per riguadagnare posizioni è necessario parlare maggiormente con i cittadini ai quali dobbiamo dare informazioni più puntuali rispetto alle cose che facciamo. Ci sono graduatorie riconosciute da anni, ma non si può vivere solo sui sondaggi, aggiunge, che servono comunque da stimolo a migliorare. Il sindaco di Udine si dichiara disponibile per una seconda candidatura. Per vincere, conclude, mi basta lo 0,3% in più. Incontro riservato oggi a Trieste tra il presidente della regione Fedriga e il ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa. Si è parlato degli atenei della regione che brillano per le eccellenze e il presidente ha commentato anche la classifica di gradimento della quale abbiamo appena parlato. Io ho visto prima il ministro, abbiamo avuto un incontro prima il ministro, ho spiegato le potenzialità che il Friuli Venezia Giulia può offrire a livello nazionale e internazionale. E penso che Friuli Venezia Giulia potrà essere protagonista per quanto riguarda la ricerca anche nel PNRR. Il presidente può sorridere per la classifica di gradimento del Sole 24 Ore che lo vede restare sul podio, seppur dopo aver perso una posizione dietro al collega dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Al primo posto il veneto Luca Zaia. Spero di continuare a mantenere questo consenso nei cittadini, ce la stiamo mettendo tutta. Il 59% con un aumento anche rispetto alle elezioni quando sono state elette, ovviamente sono contenti, però come quando scendo, anche quando i risultati sono buoni, voglio ricordare che si tratta di sondaggi, quindi nel piedi per terra bisogna lavorare per cercare ovviamente di dare risposte a questa comunità, ovviamente da soddisfazione che rispetto al passato questa amministrazione regionale mantiene un fortissimo consenso in Friuli Venezia Giulia, a differenza di quanto abbiamo visto in passato. Questo ci dà maggiore spinta per lavorare meglio, ecco, ma finisce tutto qua perché dai fatti si vedono i risultati, non da sondaggi. Il ministro Messa a Trieste ha rilanciato le linee guida del governo Draghi che devono passare per una valorizzazione degli studenti.
Si va avanti fino al 2023 con uno stanziamento di 10 milioni di euro che consentirà al sistema Argo di crescere. L'iniziativa coordinata da Area Science Park è un sistema unico con 50 partner tra realtà pubbliche e aziende per sviluppare progetti. La prosecuzione dell'accordo è stata certificata con la firma del protocollo tra il Ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa e il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Non solo l'area ma proprio il sistema del Friuli Venezia Giulia che diciamo è nella parte più alta del trasferimento tecnologico in Italia e proprio per questo può costituire un modello che cerca di fare sistema delle imprese, piccole, medie o grandi che siano, e soprattutto che cerca di agevolare il percorso dai risultati della ricerca al loro impiego e utilizzo per l'industria. La sfida più importante per il Paese è però quella della semplificazione con il Ministro che ha sottolineato il ruolo strategico degli atenei. La formazione è il punto proprio cardine di tutto. Io credo che la cosa di cui ci siamo più resi conto tutti, in tutte le missioni del PNRR, ma in tutti i sistemi, è che senza competenze non andiamo avanti, che le competenze nel corso del tempo sono cambiate, non sono solo competenze universitarie, anche competenze tecniche, ma l'importante è che riqualifichiamo il nostro personale che già lavora e che diamo ai giovani invece gli strumenti per affrontare un futuro che non sappiamo bene che tipo di lavori avrà. Pochi dubbi anche sul ritorno in classe degli studenti. Io credo che bisogna ricominciare in presenza, ma sempre con molta prudenza, lo dico anche da medico, perché non possiamo rischiare ulteriori lockdown, quindi dobbiamo essere pronti e flessibili a tornare, ma anche a contemperare la presenza con la distanza. Un altro ministro era oggi in regione, quello per le politiche agricole Stefano Patuanelli, che era a Pordenone per incontrare il mondo agricolo e la lista a sostegno del candidato sindaco Gianni Zanolin. Meno burocrazia per gli agricoltori, questa la promessa del ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli oggi in visita in regione. In mattinata l'esponente del governo Draghi ha visitato il mondo agricolo del Friuli Occidentale, constatando come le scartoffie pesino sempre di più sugli imprenditori. C'è preoccupazione per la burocrazia, in particolare in agricoltura. Noi faremo tutto il possibile per limitare l'impatto che la burocrazia ha sulle imprese agricole italiane e del Friuli Venezia Giulia. Le ore passate a riempire moduli sono ore sottratte all'attività imprenditoriale, questo non possiamo accettarlo. Rassicurazioni sono arrivate sul Prosecco, minacciato dal Prosec croato. Io credo che il Prosecco sia un valore per le nostre produzioni, dobbiamo difendere la capacità dei territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia di produrre il Prosecco uno solo, penso solo questo. In stand-by al momento lo scontro Conte-Grillo all'interno del movimento, con l'ipotesi di scissioni. Il rischio delle correnti nel movimento non c'è mai stato e non ci sarà mai. Cercheremo di essere brevi, ma ovviamente il tempo necessario ce lo prenderemo tutto. Non do indicazione di tempi e su tutto il resto in questo momento siamo in totale silenzio stampa. Stiamo lavorando per trovare le soluzioni. Patuanelli ha anche fatto tappa all'infopoint del movimento a Pordenone, dove ha incontrato i candidati grillini alle prossime comunali d'autunno e il candidato sindaco della coalizione Gianni Zanolin. Ho sostenuto e sostengo convintamente la necessità di trovare un accordo tra queste forze politiche e nel numero maggiore possibile di territori. Sono state pronunciate in tribunale a Udine le prime 5 arringhe nel processo, dei difensori nel processo per il crack Copca. Per l'avvocato Giuseppe Campeis, la Banca d'Italia e soprattutto la Regione sarebbero dovute intervenire prima del concordato. La Banca d'Italia e soprattutto la Regione Friuli Venezia Giulia l'obbligo di intervenire durante la crisi Copca e invece lo fecero a livello normativo solo dopo il concordato. È la tesi dell'avvocato Giuseppe Campeis, il primo a esporre l'arringa difensiva nel processo per il crack della cooperativa carnica di consumo a carico dei suoi vertici davanti al Tribunale Collegiale di Udine presieduto da Paolo Milocco. Non sono state considerate, ha spiegato il difensore, tra gli altri dell'ex presidente del CDA Ermanno Collinassi, le specificità delle Coop che hanno una disciplina
disciplina propria sia per le regole di funzionamento, sia per quelle per il prestito sociale, sia per le competenze anche in materia di procedure concorsuali dell'autorità di vigilanza. Conclude: per Campes il legislatore nazionale, la Banca d'Italia e soprattutto l'autorità regionale avevano il compito di intervenire prima del concordato, per esempio con il commissariamento o con la liquidazione coatta della società insolvente. Anche Luca Ponti, difensore dell'ex direttore generale Mauro Veritti, ha puntato sulle specificità delle cooperative, sostenendo inoltre che le azioni intraprese dalla Copca, come la costituzione della controllata Immobili Copca o i premi Fedeltà, ritenuti dall'accusa un'illecita ripartizione di dividendi, erano lecite, con una propria logica coerente con il governo della crisi, oltre a essere tra le poche consentite a un soggetto con fini mutualistici. Dal canto loro, gli avvocati Filippo Capomacchia e Marino Ferro, difensori dei componenti del collegio dei sindaci accusati di reati omissivi, hanno affermato che il collegio, non incaricato del controllo contabile, fece la sua attività di vigilanza, anche intensificandola, quando emersero i problemi di insolvenza nel 2014 e che non appena ci furono i presupposti, chiese la revisione straordinaria dei conti. E proprio perché l'insolvenza si palesò nel 2014, l'avvocato Enrico Bulfone ha chiesto la soluzione per Silvio Moro, consigliere fino al 2012. Parliamo di Caneva e Polcenigo che hanno ottenuto lo status di comuni turistici e città d'arte e puntano ancora di più sulla valorizzazione del sito UNESCO Palù di Livenza. Cultura e turismo vanno di pari passo, in modo particolare dove ci sono siti UNESCO. È il caso del sito palafitticolo Palù del Livenza, al centro da tempo di un'importante valorizzazione, ancor più oggi che Caneva e Polcenigo, i comuni che lo ospitano, possono vantare l'etichetta di comuni turistici e città d'arte, un traguardo presentato nel convegno Quando storia e natura si amano, creano pura arte, promosso dall'azienda speciale della Camera di Commercio Pordenone Udine, Concentro, un percorso sostenuto dalla Regione. Sono molto contenta di aver fatto questo piccolo provvedimento che però aiuterà molto le nostre località che sono sede di siti UNESCO. Conosco bene ovviamente il Palù di Livenza, conosco bene Caneva, conosco bene Polcenigo e sono convinta che i sindaci faranno un buon lavoro. A metà luglio inizierà l'ultima campagna di scavi alla ricerca delle tracce più antiche del sito palafitticolo. Si finirà di scavare questo settore 3 dell'area dell'abitato che ha restituito un'amplissima cronostratigrafia, essendo un ambiente umido. Il materiale organico si conserva molto bene ed ha una quantità enorme di informazioni sugli stili di vita. Quest'estate inoltre si prevedono gite su barchini elettrici sulla Livenza, escursioni guidate durante la campagna di scavi, laboratori didattici per i ragazzi legati al Neolitico e un concerto di musica classica all'alba. Non era scontato, ma è arrivato il passo olimpico per Alexandra Giurgiuculese. Dopo il bronzo italiano di ieri è stata convocata per le Olimpiadi di Tokyo. La ginnasta dell'ASU aveva conquistato il pass già nella passata stagione, poi quest'anno qualche risultato negativo l'aveva messo in dubbio. Alexandra, che aveva anche dovuto lottare contro il Covid nei mesi di gennaio e febbraio. Andrà a Tokyo con altri 13 rappresentanti della nostra regione. Se ne parla tra poco a Sport FVG, spazio anche all'Udinese, al Pordenone e alla corsa in montagna. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.